Andrea Lugo, direttore dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, attualmente oggi la tradizionale asta annuale per le bovine. Come sta andando dall'asta, insomma, i segnali che state percependo? Beh, come è stato detto appunto questo è un momento importante per noi, è rimasto l'unico evento del genere in regione, fino a 20-30 anni fa erano molto diffuse e più frequenti questi tipi di manifestazioni, di eventi, attualmente un po' la crisi del settore e tanti altri aspetti in sostanza hanno ridotto purtroppo questi momenti anche di aggregazione, non solo di scambio commerciale per quanto riguarda gli animali, quindi manze o bovine che siano. Per quanto riguarda invece purtroppo l'andamento del settore, è sotto gli occhi di tutti la continua crisi che sta soffrendo la zootecnia in generale, ma in Friuli in particolare, per quanto riguarda un pagamento del latte ad importi che ormai sono di vera e propria sussistenza per gli allevatori. Anzi, diciamo chiaramente che per molti siamo addirittura al di sotto di quello che è il costo di produzione del litro di latte. Di certo possiamo fare qualcosa però a livello regionale e territoriale se riusciamo a unire le forze e dare finalmente il via a quello che da anni si predica, cioè di costituire un polo unico del settore lattiero casearo. Finché continueremo ad andare ognuno per la propria strada e non riusciremo a trovare un po' di aggregazione anche in questo, io credo che sarà molto difficile per gli allevatori continuare a svolgere la propria attività. Questo cosa significa? Significa un continuo calo del numero di aziende perché continuano ovviamente ogni anno a chiudere decine di stalle e con l'andare del tempo ci troveremo probabilmente soggetti a invasione di prodotti freschi e latte fresco dall'estero a prezzi ovviamente anche stracciati che per noi non sono concorrenziali. Quindi l'unica via di uscita probabilmente è quella di puntare a valorizzare ancora di più quello che è la nostra unica DOP, cioè la DOP del montasio.